Amici del Basket Veneto, buonasera, siamo qui per presentarvi una interessantissima novità. Io prima di tutto do il benvenuto a Giulia Pegoraro, la nostra RTT. Ciao Giulia, grazie di essere qui con noi questa sera. Ciao a tutti, ciao Matteo, buonasera. Allora, abbiamo riniziato da ieri a trasmettere un po' sui nostri canali. Per chi non lo sapesse, già da ieri sera è possibile rivedere la nostra opening night che ha dato, diciamo, ha alzato il sipario sulla stagione 2025-2026 di FIP Veneto. Questa sera invece siamo live per presentarvi un nuovo progetto che interesserà naturalmente tutta la sfera femminile del basket giovanile, che quindi vede in prima linea la nostra Giulia Pegoraro, che quindi ci presenterà questo progetto Player che è dedicato chiaramente al basket femminile. Intanto, Giulia, prima domanda, come è nata questa idea e a che cosa punta? Ma allora, questa idea nasce innanzitutto dalla volontà, in primis del comitato regionale, di provare a dare un contributo alla pallacanestro femminile e quindi nasce principalmente da questo, dal fatto che il presidente e tutto il consiglio regionale mi ha invitata, diciamo, a cercare di fare di più. Quindi nasce dall'idea di tenere coinvolte più ragazze possibili. Sappiamo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, che abbiamo un problema nazionale da un punto di vista numerico, quindi purtroppo ci sono poche tesserate in Italia. E quindi l'idea è nata tra qualche chiacchiera con il presidente regionale, tante chiacchiere quest'estate con Giovanni Lucchesi, che è l'allenatore della nazionale Under 16, di cui ho fatto parte dello staff. E quindi da lì ho cercato, assieme a tutti gli allenatori che collaborano con me, hanno collaborato con me in questi anni con il Comitato Regionale Veneto, di pensare a come potevamo fare per fare qualcosina di più. Chiaramente questo va un po' è un in più rispetto a quello che già noi facciamo, cioè quello che segue le direttive del settore squadre nazionali, quindi i vari progetti academy, le varie osservatori regionali per l'annata 2011, che è quella direttamente coinvolta poi al settore squadre nazionali. Quindi diciamo alla base l'idea è stata cerchiamo di coinvolgere più ragazze possibili nelle attività regionali. Non so se chi ascolta o chi ascolterà questa registrazione lo sa, chiaramente noi negli anni andavamo a creare delle selezioni regionali che contavano 20-24 ragazzine che facevano delle attività con il comitato regionale per poi andare a presentarsi a Giovanni Lucchesi e al settore squadre nazionali per entrare nelle prime nazionali giovanili, l'Under 15 col torneo delle amicizie e l'eventuale Under 16. Chiaramente questo porta a visionare, selezionare per quanto noi possiamo andare in giro e convocare più ragazze possibili, 20, 24, 25 ragazze. Quindi l'idea alla base è stata, ok, allarghiamo la base, allarghiamo le ragazze coinvolte nel progetto Player. Il progetto coinvolge l'annata 2012, quindi è un'annata che il settore squadre nazionali sta già monitorando, ma non è direttamente coinvolta in attività nazionali, perché il torneo dell'amicizia Under 15 coinvolge le 2011, la nazionale Under 16 coinvolge le 2010 ed eventuali 2011. Da lì quindi è nata l'idea di allargare la base, di tenere coinvolte più ragazze possibili e quindi l'abbiamo studiata creando questa divisione, diciamo, geografica e dividendo il Veneto in 4 zone. All'interno di queste 4 zone noi cercheremo di tenere coinvolte e monitorate 24, 26, 28, 30 i primi allenamenti ragazze nate nell'annata 2012. Queste ragazze faranno 3 allenamenti, quindi uno al mese, 2 a novembre
uno a dicembre, e dal mese di gennaio le varie zone, quindi le 4 zone, si sfideranno in delle partite amichevoli, che saranno assolutamente partite amichevoli, quindi di per sé il risultato non sarà chiaramente l'obiettivo principale del progetto Player, in cui si sfideranno tra zone, e questo ci permetterà di averle impegnate nel mese di gennaio, di marzo e di aprile in 3 partite amichevoli per ogni zona. Che La quindi cosa... adesso andremo a vederli un po', perché nel step by step riusciamo ad arrivare. Allora, giustamente, quindi hai detto la divisione nelle 4 aree geografiche Sì, della nostra allora, regione. se Ci sa- posso, ecco, vai, scusami. le 4 aree geografiche chiaramente sono state scelte sia da un punto di vista geografico e anche da un punto di vista chiaramente di numeri di tesserate. Sappiamo, non c'è da nascondersi, che le province di Padova e Venezia in questo momento hanno un numero di tesserate maggiore rispetto alle altre province, quindi abbiamo scelto di creare una zona che coinvolga Vicenza, Verona e Rovigo, una zona che coinvolga Padova, una zona che coinvolga Venezia e una zona che coinvolga Treviso e Belluno. Quindi questa è stata Perfetto. la divisione geografica, ecco. Chiaramente io non sono da sola a fare questo progetto, perché farei un po' fatica a presenziare e a gestire tutte e 4 le zone, essendo anche allenatrice di un club. Ho 4 collaboratori, 3 dei quali lavorano comunque al mio fianco e con il comitato regionale da diversi anni. Per quanto riguarda la zona Rovigo, Vicenza e Verona, l'allenatore sarà Paolo Zordan. Per quanto riguarda la zona di Padova, l'allenatore sarà Massimo Caiolo. Per quanto riguarda la zona di Venezia, l'allenatrice sarà Anna Gini, e per quanto riguarda la zona di Treviso Belluno, l'allenatore sarà Mirko Giamporcaro. Chiaramente io presenzierò gli allenamenti e condurrò parte, non tutti gli allenamenti. Da gennaio, quando ci saranno le partite amichevoli, saranno, diciamo, questi allenatori a gestire il match e le partite. Perfetto. Allora, obiettivi li hai un po' anticipati, tenere monitorate e coinvolte già un numero importante, 96 atlete circa, più o meno, potrebbero essere un po' più, un po' meno, insomma, dell'annata 2012, e quindi anche cercare di sfruttare e di far crescere queste ragazze con del lavoro particolare, anche mirato alla loro crescita. Questo diventa un aspetto importante e in più per queste ragazze, no? Sì, allora, ti ripeto, l'obiettivo principale è quello di tenere coinvolte e cercare di creare più entusiasmo possibile al maggior numero di atlete annata 2012. È chiaro che rimane un progetto in ottica nazionale, quindi la scelta di queste ragazze è stata fatta seguendo dei criteri tecnici e fisici, però l'obiettivo principale è tenere coinvolte più ragazze possibile, farle sentire parte di un comitato regionale, quindi di un qualcosa di un po' più grande dei loro club, e iniziare a farle sognare la maglia azzurra, che poi è l'obiettivo principale che noi come RTT regionali abbiamo per, diciamo, portarle poi al settore squadre nazionali. È chiaro che l'obiettivo e il tentativo nostro da parte dello staff è quello di cercare di offrire un lavoro tecnico di qualità, cercare di far confrontare chiaramente un numero di ragazze che hanno un livello medio-alto di pallacanestro, e quindi questo le permette loro di poter essere sempre in confronto con qualcuno del loro livello.
La speranza e l'obiettivo è anche quello di avvicinarci alle società. Gli allenamenti saranno itineranti, quindi le varie zone non avranno una sede unica di allenamento. Per esempio, la zona di Vicenza, Verona e Rovigo farà un allenamento in zona Vicenza, un allenamento in zona Verona e un allenamento in zona Rovigo. La speranza è quella che partecipino più allenatori, più club, più società possibili per toccare con mano il livello che c'è al di fuori delle nostre società e allo stesso tempo vedere all'opera magari altri allenatori, altri staff che chiaramente hanno uno schema e un modus di allenare che è quello che in qualche modo ci viene dato dalle linee guida del settore squadre nazionali. Allora, parlavi anche delle partite, abbiamo già un quadro, naturalmente è già fissato, ma potrebbe essere potenzialmente, no, cambiabile qualora ci siano delle necessità. 3 appuntamenti, il primo già con l'inizio del 2026 e già, diciamo, Giulia, con delle indicazioni per quelle che potrebbero essere le sfide all'interno delle varie zone, quindi il 12 gennaio la zona Rovigo, Verona, Vicenza contro Padova e da un'altra parte non so se farete nella stessa palestra o in zone Lo diverse. faremo, allora, non credo nella stessa palestra, perché come tutti sappiamo non è facile trovare, sono tutti dei lunedì questi, perché chiaramente Trovare le palestre, chiaro. la volontà era quella di non andare a interferire, non andare a disturbare con i calendari, i campionati e le partite delle società. Chiaramente trovare di lunedì una palestra che ci possa ospitare per più di 4 ore, perché alla fine occupando 2 partite diventava e diventa un po' complicato. Chiaro che se qualcuno che sta ascoltando si rende disponibile e ha questo spazio palestra, saremmo ben contenti di riuscire a farla nella stessa sede in modo da avere lì tutte le ragazze, sarebbe molto bello. Avremo delle regole un po' particolari, come si vede dalla slide che hai fatto, nel senso che non avremo 12 convocate, ma ne avremo 16, quindi l'obiettivo anche lì è quello di coinvolgere nella partita e nell'amichevole più ragazze possibili. Faremo 5 quarti invece di 4, visto che abbiamo 16 atlete, quindi non sovraccaricheremo nessuno, ma allo stesso tempo l'obiettivo sarà quello di coinvolgere tutte. Lo ribadisco, è chiaro che non è l'obiettivo né mio né degli staff quello di vincere la partita delle zone. È chiaro che vogliamo favorire l'agonismo, la voglia di vincere, l'entusiasmo nelle ragazze, ma non sarà l'obiettivo tecnico-tattico degli staff quello di vincere la partita, ma sarà quello di allenarle e di fare loro un'esperienza, speriamo, insomma, piacevole. Qui ci sono anche delle indicazioni per quanto riguarda la difesa, perché l'idea è quella di vederle sia attaccare la pressione, quindi cercare di correre molto il campo, ma allo stesso tempo quella di favorire il gioco schierato a metà campo per lavorare poi sulle scelte e sui consigli tecnici che daremo alle ragazze. Perfetto, quindi gli altri 2 appuntamenti saranno il 2 marzo con la sfida tra il gruppo Rovigo, Verona, Vicenza contro Treviso Belluno e poi la sfida Venezia-Padova e infine il 13 aprile con Rovigo, Verona, Vicenza contro Venezia e Treviso Belluno contro Padova. Insomma, 3 appuntamenti importanti che non saranno appuntamenti di verifica, ma saranno ulteriori occasioni di crescita per queste ragazze all'interno di un progetto di crescita all'interno anche del cammino del comitato regionale che naturalmente permetterà loro di proseguire poi anche successivamente nel loro percorso, come dicevi giustamente tu, Giulia, anche proprio in ottica di quella maglia azzurra che quest'anno ha dimostrato, insomma, con i risultati estivi che abbiamo celebrato nell'Opening Night, che insomma la qualità c'è e sognare e anche indossare questa maglia è molto bello. Assolutamente, e soprattutto sognare a questa età credo sia
la cosa base per andare in palestra tutti i pomeriggi, ecco. Quindi credo sia molto importante creare in loro questo desiderio e questo piacere nello stare in campo e nello stare in palestra, chiaramente cercando di incentivare e lavorare sul loro miglioramento tecnico, fisico e tattico e mentale. Ci tengo ad aggiungere una cosa, Matteo: l'idea che stiamo cercando di mettere in piedi è che durante queste partite amichevoli ci sia una forte collaborazione del CIA Veneto, quindi cercheremo di coinvolgere i vari formatori arbitri, che coinvolgano a loro volta i ragazzi seguendo i corsi per diventare arbitro, ecco. Quindi l'idea è che queste amichevoli siano utili per tutti e che non siano, come ti ho detto prima, l'obiettivo della vittoria e l'obiettivo di arrabbiarsi con l'arbitro, litigare, discutere, ma l'obiettivo deve essere quello che sia un pomeriggio di crescita formativa per le atlete, per gli staff, per le società che vogliono prendere parte e partecipare attivamente a questo progetto, e anche per il CIA, che potrà usufruire di queste amichevoli per creare e fare della formazione per i ragazzi che stanno diventando arbitri o che sono appena diventati arbitri, ecco. Quindi, come avete avuto modo di capire, è un progetto che nasce e naturalmente adesso è pronto a spiccare il volo, perché Giulia già da oggi, o comunque a breve, Player partirà, gli daremo anche la giusta visibilità, insomma, questo Oggi progetto c'è stato il primo allenamento con la zona di Padova. Settimana prossima, mercoledì, ci saranno gli allenamenti della zona di Venezia e della zona di Rovigo Vicenza Verona, e giovedì ci sarà il primo allenamento della zona Treviso Belluno. Quindi diciamo che entro giovedì prossimo avremo monitorato e visto e convocato più di 100 ragazze, perché per esempio Padova erano in 26, Venezia saranno in 26, Rovigo, Vicenza, Verona saranno in 28 e Treviso Belluno saranno in 25. Quindi comunque ad oggi contiamo di coinvolgere un centinaio di ragazze. Poi è chiaro che andando avanti con gli allenamenti andremo un pochino a ridurre, terremo coinvolte 20 ragazze per ogni zona e ne coinvolgeremo 16 a rotazione nelle amichevoli. Perfetto, speriamo di, insomma, avervi dato un quadro abbastanza chiaro e il più esemplificativo possibile di questo nuovo progetto. Intanto in bocca al lupo a te, Giulia, e a tutto il tuo staff per questa nuova avventura, per tutte quelle che possono essere domande o curiosità. Comunque il canale è aperto, non questo YouTube, ma il canale diretto con la nostra RTT, che è sempre responsabile assieme al suo staff, e è disponibile per le società che volessero avere maggiori delucidazioni, proprio in un'ottica anche di collaborazione diretta con le società, perché chiaramente senza di loro non facciamo niente. Questo ecco, è quindi chiaro. E anche se qualcuno ha disponibilità dei campi e quindi ha piacere ad averci nelle loro sedi per fare l'allenamento di Player, per fare l'allenamento con le selezioni 2011, per ospitare l'attività delle 2013 che stanno iniziando a prepararsi per il trofeo Verso il Futuro, che sarà il nuovo format del trofeo delle province, noi siamo chiaramente disponibili a muoverci, spostare le attività e essere presenti sui campi di tutti o su dei campi di chi ha piacere ad averci lì. bene, benissimo. Naturalmente abbiamo anche già spoilerato, l'avevamo già detto, insomma, che ci sarà questa novità del trofeo delle province, questa nuova Non dovevo versione del trofeo dirla? delle province. No, no, l'avevamo già detto all'opening night, ma comunque hai spoilerato il nome, ma va bene, così chi ci segue su YouTube sa che qualche sorpresa ci sarà durante questa stagione che sarà ricca di novità. Partiamo proprio con questa di Player, che fa seguito all'opening night, a conferma, insomma, che siamo pronti a essere vicini a tutte le società e a continuare a lavorare per il bene della pallacanestro della nostra regione. Grazie a Giulia Pegoraro per la disponibilità. Grazie a voi, grazie Matteo per la visibilità che ci dai,
e grazie a tutti. E grazie a tutti quelli che hanno seguito questa diretta e chi seguirà il video naturalmente poi nei giorni successivi, nelle serate successive. Vi lasciamo naturalmente agli appuntamenti con il basket un pelino più importante, visto che mi sembra che ci sia un po' di Eurolega pronta a decollare sugli schermi di È già chi ha decollata, è già è decollata. già decollata. Allora vi lasciamo all'Eurolega. Buona serata a tutti e grazie ancora di essere stati in nostra compagnia. Ciao a tutti.